Erogazione 537, quali tempi per la variante di Fiume Veneto del consigliere Conficconi. Illustra? Prego, 2 minuti a lei. Sì, grazie Presidente. Appunto, questa interrogazione ha per oggetto i tempi per la variante di Fiume Veneto. Nei mesi scorsi abbiamo appreso dalla stampa che durante una visita della Giunta regionale nel comune di Fiume Veneto è stato pubblicamente, diciamo, preso l'impegno a stanziare le somme necessarie a realizzare quest'opera che permetterebbe in qualche modo di aumentare la sicurezza e di alleggerire il traffico parassita che attraversa il centro abitato e quindi aumentando anche la qualità della vita e la vivibilità per i cittadini. Ricordo tra l'altro che proprio qui a Trieste 388 cittadini hanno firmato una petizione che è stata presentata circa un anno fa proprio per chiedere, diciamo, il miglioramento della viabilità, in particolare per quel che riguarda l'abitato di Cimpello. Quindi è chiaro che in seguito a questo annuncio si sono generate delle aspettative e con questa interrogazione vogliamo in qualche modo fare chiarezza per capire se sono stati già assunti degli atti concreti in modo tale da fare dei passi avanti, quando verranno stanziate le risorse e il cronoprogramma dei lavori. Grazie. Sì, Assessore, prego per la risposta. Eccomi, sì, grazie. Allora, la proposta del Comune di Fiume Veneto alla Regione, sostanziata dal Piano regionale di infrastrutture, trasporto e comunicazione e della mobilità delle merci, è stata oggetto di confronto tra la direzione centrale delle infrastrutture, ovviamente, e il Comune medesimo. La proposta risponde alle finalità delle PRIMTL e con un accordo tra Regione e Comune potrà declinare le attività e gli impegni reciproci. La realizzazione della variante del centro abitato che si connette con la strada regionale 21, i cui lavori di allargamento sono in corso, collegandosi poi alla variante di San Vito, dovrà contestualmente prevedere tramite accordo tra le parti la riqualificazione del centro abitato mediante un progetto organico di riassetto del centro abitato e delle sue frazioni in termini di mobilità sostenibile, tipo zone 30, ciclabilità, pedonalità, eccetera, eccetera. È in corso di stesura del testo di accordo di programma contestualmente alla procedura di variante urbanistica a carico del Comune sulla scorta degli accordi presi dell'incontro che si è tenuto in data 20 gennaio. Secondo gli accordi, la stipula dell'accordo di programma potrebbe avvenire entro giugno del 22. L'impegno per il finanziamento sarà preso con la stipula dell'accordo, ovviamente, perché così si capisce chi fa cosa e quanto costa. Il suo concreto finanziamento avverrà con la conformità urbanistica e l'approvazione del PFTE. Il cronoprogramma attuativo sarà legato all'accordo tra la Regione e il Comune e ancora non esiste perché non può che discendere dalla tempistica prevista per l'approvazione della variante urbanistica in corso a Fiume Veneto.